per l'intercessione di San Biagio il Signore ti possa liberare da ogni male e da ogni pericolo. Una formula che si è ripetuta centinaia di volte domenica pomeriggio nella chiesa di San Biagio di Callalta per i tantissimi che hanno partecipato al rito delle candele incrociate, e si capisce come, guardando queste immagini, sia una questione di fede verso valori diversi, certamente più antichi rispetto a quelli diventati la quotidianità in questo terzo millennio. L'uso delle candele benedette nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio, che nello scandire del tempo delle nostre radici rurali è segnato nel giorno della Candelora, risale ad oltre 1600 anni fa, così come la venerazione per questo santo guaritore vissuto molto lontano dalle terre venete, eppure sentito a tal punto da dedicargli un'intera comunità tra il Sile e il Piave. Benedizione della gola perché? Perché è attribuito, è legato a quello che è stato il miracolo più importante e conosciuto di San Biagio, cioè il fatto di aver salvato un bambino che la madre ha presentato al vescovo Biagio, dolente, anzi in pericolo di morte, dopo aver ingoiato una lisca di pesce, e questo invece lui l'ha guarito, e da qui è diventato il protettore della gola. Ieri l'unica speranza di fronte alle prove della vita, oggi forse facile abbinamento con la superstizione per chi, del materialismo nella modernità, ha fatto la sua ragione di vita. Ma a queste posizioni si contrappongono queste persone, sindaco in testa, simbolo del paese intero. Si schierano questi volti, molti dei quali giovani e quindi esempio di futuro e non di passato. Ecco perché oggi più che mai la questione della fede è attuale nelle nostre comunità. La ricerca della fede, un parere mio del tutto personale, secondo me è più forte che mai.